sono le 13:27, sta finendo la terza disciplina, il terzo gioco. Naturalmente qua la fame si fa sentire. Io vi darei un consiglio: andate tutti a mangiare un panino qui sul piazzale del palazzetto alle nostre spalle. Dovete percorrere massimo 50 metri per mangiarvi un panino e bere una bibita fresca, quindi appena magari finisce la gara dei vostri beniamini andate a gustarvi un panino. È tempo di pranzare, quindi via tutti allo stand. Sì, la maglia blu non dovrebbe ingannarci. Barisardo che sta gareggiando, Barisardo in testa al medagliere, quindi deve fare tanti punti per consolidare la leadership su questo medagliere, che per il momento la vede in testa la squadra azzurra. Preparazione un po' così. Vediamo questo tuffo nel bowling all'acqua di Barisardo. Lontanissimo resta Ercolino, ancora una volta resta immacolato invece. Io farei un applauso però a questo atleta, ci ha provato. Ercolino sta restando troppo in piedi. Barisardo, sveglia! Bravissima, grande applauso per la bimba. Grandissima davvero. Dai, si sta riprendendo Barisardo, su. Al contrario, ma ce l'ha fatta. 4 su 4 negli ultimi lanci, mi sa 5 su 5, sì. E forse anche 6 su 6, vediamo un po', sì. 7 su 7 negli ultimi tentativi, dai. Barisardo capolista, fa 8 su 8 forse, forse sì, forse no, chissà se gli arbitri la danno buona. Bravo comunque, dai. Ottimo questo. Sembra buono comunque lo score di Barisardo, anche se naturalmente per i bambini è sempre più difficile perché ci vuole uno slancio abbastanza importante in questo tappeto viscoso, ma non semplice percorrere 20 metri in una scivolata velocissima per abbattere Ercolino. Siamo alle ultime battute per Barisardo che tenta di non perdere così tanti punti rispetto a chi forse è andato meglio in precedenza, essendo là e sul filo di lana riesce ad abbattere Ercolino. Bene, un applauso per Barisardo.
Qualcuno di Arza ne esulta, non vorrei che avessero vinto anche questo gioco, chissà. Adesso c'è Tortolì, L'intervista per Barisardo. Vediamo che raggiunge il gazebo di Eia TV. Sì. La squadra di Barisardo. Li avete sentiti, sì. Chi è che in rappresentanza della squadra dice com'è andata? Dai, tu, vieni, forza. Com'è andata? Bene, piuttosto bene. Ascolta, io ho sentito quelli di Nozzorai dire che sono più forti. Quindi ragazzi, la risposta era no. Linea, sto cercando di fomentare la rissa, non ci riesco. Grazie, a dopo. Tore,